Fino a quando non si cancella questo alibi, che è quello di non far congressi, di non ascoltare i militanti, anche la scusante della pandemia poteva valere fino a un certo punto. Ha fatto congressi il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, ha fatto congressi Forza Italia, hanno fatto congressi ormai tutti i partiti, l'unico che non li ha fatti è il nostro. Insomma, diamo la parola ai militanti, no? Di cosa si ha paura. Congressi subito e basta con l'alibi Covid. Non c'è crepa dal Veneto che non diventi scossa di terremoto nella Lega. Ultimo casus belli, il simbolo Prima l'Italia, depositato da Matteo Salvini, una lista per le regionali in Sicilia, che sembrerebbe voler unire Carroccio e Forza Italia in quell'esperimento di federazione di centrodestra tante volte auspicato dallo stesso Salvini, e che la base leghista teme possa essere soltanto il prologo siciliano di un cambiamento generale. Per la Lega votata alla battaglia autonomista e alla bandiera di San Marco, quel simbolo sembra un pugno nell'occhio. Il primo a lanciare il sasso dal Veneto e dalla Marca in particolare è stato domenica, ai nostri microfoni un nome storico e già nel mirino di provvedimenti come Gian Antonio Darè, mai tenero con Salvini. Il simbolo Alberto Giussano per noi è fondamentale, è imprescindibile e su quel simbolo noi faremo chiaramente le barricate. Vedo dai giornali dei cambiamenti radicali, non li ho visti con congresso, non li ho visti con assemblee, non li ho visti con riunioni di partito, ma solo così buttate sulla stampa e questo mi addolora. Inevitabile dibattito, basta leggere i commenti sulla pagina Facebook dove lo stesso Darè posta il nostro servizio. Il trend sembra proprio quello, sempre più in basso, oppure tornare alla cara vecchia Lega Nord o un perentorio svegliatevi. Tra coloro che hanno messo un like all'intervento c'è anche un esponente di peso come il consigliere regionale padovano Fabrizio Boron, già molto critico con il commissario veneto Alberto Stefani per la scelta del candidato sindaco di Padova. Un Boron che ribadisce: i militanti hanno diritto di sapere cosa viene deciso. Se dovesse diventare un simbolo che va al di fuori dell'esperimento siciliano, che diventa quindi il cambio del simbolo del nostro movimento, io mi auguro che non sia una notizia giornalistica, ma sia tema di un congresso, no? Lo stesso commissario Stefani in queste ore è perentorio. Prima l'Italia riguarda soltanto la Sicilia, basta con le polemiche. E da Treviso anche Riccardo Barbisan cerca di gettare acqua sul fuoco, dicendosi tranquillo che la scelta non possa attecchire altrove. Gian Antonio D'Area esprime il timore della base. Devo dire che non essendoci stati luoghi deputati alla scelta di un cambio così di passo così importante, possiamo anche tenere i toni bassi e prendere la cosa per quello che è un esperimento per le amministrazioni, per le amministrative siciliane. Ma c'è una parte consistente di Lega che teme di disperdere l'arma da sempre principale del partito, il territorio, e l'appello è di quelli molto forti. I militanti non possono essere solo merce di uso. Io mi auguro che il decide Roma non sia sempre quello che ci ha portato a questa situazione, ovvero di decidere il cambio di un simbolo, il decidere il cambio di una strategia, il decidere un percorso che qui in Veneto non sarebbe capito. I militanti non possono essere solo coloro che fanno la tessera ogni anno per far vedere che sia un numero, ma sono quelli che devono essere ascoltati